È una serata dolce per le orobiche che nel recupero della sesta giornata di campionato espugnano il palo bivanca interrompendo la striscia positiva della Bosca San Bernardo Cuneo tra le mura amiche. Sono serviti 4-7 le bergamasche per trovare il terzo successo di questo campionato nella serata che le ha viste tornare in campo a distanza di 10 giorni dall'ultima partita giocata. Coach Turino cambia qualcosa rispetto alle ultime partite affidandosi fin dall'inizio a Natalia Valentin, ormai pienamente recuperato dall'infortunio, e ad Umancic che prende il posto di Mio Bertolo. Coach Pistola invece non cambia nulla rispetto alla sfida contro Busto, confermando Bizzi in posto 2 e Unguriano e De Gradi in banda. Nel primo set i ritmi non sono altissimi, le due squadre vanno a braccetto fino a 21-20 in favore delle ospiti, che poi trovano l'allungo decisivo chiudendo il parziale 25-22 anche grazie a Lanier, protagonista di un grande avvio di partita. Nel secondo parziale Cuneo cambia marcia e soprattutto inizia a salire in cattedra Caterina Zaccheu, che con i suoi 3 muri e i 6 punti totali aumenta l'efficacia in attacco della Bosca e, complice anche un calo di Bergamo, vince il secondo set pareggiando i conti. Ma la vera chiave di volta della partita è il terzo set, una vera e propria maratona terminata con il punteggio di 32-30 per la Zanetti Bergamo, che avanti 21-15 si complica la vita subendo la rimonta dell'avversario fino al 24-24. Ma a far pendere l'ago della bilancia in favore delle orobiche è stato il maggior sangue freddo rispetto alle cunesi. Una doccia gelata per Cuneo che nel quarto parziale prova a reagire, ma complice anche un pizzico di stanchezza non riesce ad allungare la contesa al tie break, arrendendosi 25-21. Un incontro avvincente tirato, vinto meritatamente dalla Zanetti Bergamo che trova 3 punti preziosissimi in classifica. Per la Bosca invece un piccolo passo indietro rispetto al successo contro Busto Arsizio, ma le gatte potranno già riscattarsi sabato sera al Palaradi di Cremona contro la Pum Casalmaggiore. I think we continue to improve. We have a lot of potential. Every day we try to improve whatever we need. I think we have had ups and downs because of injuries, and now I think we're starting to become more healthy, and that gives us the chance in practice to improve and have a better level so when we come to the game we can fight.